più consola alle circostanze. Anche perché oggi mi è particolarmente penoso sorridere. Proprio questa mattina ho avuto un lutto. Mi rendo conto di dire una sciocchezza, ma non mi nascondo perché mi fa una curiosa impressione il fatto che anche lei, e se non sono indiscreto, Mia moglie, signore, la cara compagna della mia vita. lo faccio il mio confidenza. Oh, grazie, anch'io a lei, di tutto cuore. Grazie, si faccia coraggio. Anche lei deve essere forte. Anche lei deve reagire. Anche lei. Basta. Parliamo un po' del funerale di mio cognato. Ah, con piacere. Oh, scusi, volevo dire con dispiacere. Cioè... Comprendo. Teresa, c'è qui l'incaricato delle pompe funebri. Vogliamo decidere il paparsi. Ma che voi? Io non sono capace di niente. Sono ridotta uno straccio. Lo credo, povera figlia mia, dovresti almeno mangiare qualcosa. Non mi va niente, ma così ti ucciderai. Volesse c'è. Lo vede? È digiuna da ieri e non vuol prendere niente. Ma forse anche lei dovrebbe mangiare qualcosa. No, niente. Ho lo stomaco chiuso. Da ieri. Ma così si ucciderà. Volesse il cielo! Ma che c'entra le scuse? Quello che mi raccomando è che sia rispettata la volontà del mio povero marito. Che la cosa non si sappia che ad esempio è avvenute. Ah, stia tranquilla, signora. Si farà tutto con la massima discrezione. Piuttosto, loro... La funzionaria mi invita di non dire niente a nessuno. Parenti da informare? Nessuno! Il mio povero marito ha parlato chiaro, non vuole nessuno. E la sua volontà è sacra. Più che giusto. E il feretro? Il più ricco possibile, anche il carro. Non voglio badare a spese, povero marito mio. Sei cavalli? Non è possibile di più. Signora, ma è il massimo. Ma guardi che 6 cavalli sono più che sufficienti. Teresa, non ti pare che siano un po' troppi 6 cavalli? In fondo basterebbero 4, 2, a stretto rigore perfino 1, per quel che pesava il povero Piero. 6 cavalli. Per Marco ci fosse da portare un reggimento. 6 cavalli. Sì, la capisco, signora. Anch'io, se potessi offrire a mia moglie un funerale di lusso. Purtroppo sono un modesto impiegato dell'azienda e non posso permettermi certi lussi. Per l'estrema dimora hanno già in mente qualche cosa? No? Beh, immagino che non vorranno che il marmista venga qui, sempre per non dare nell'occhio. Se vedono... Scusi, sa, ma quando lei mi guarda provo un sentimento curioso. È come se lei mi guardasse con simpatia, quasi con ammirazione, e pensasse tra sé che ben morto sarebbe. Ma no, ma le pare! Ecco, guardi, anche adesso mi ha dato l'impressione di prendermi le misure a occhio nudo.